autobus, treno, sala d'attesa, folla, poi lui. Da che è entrato non ha fatto altro che compiere l'antico rituale, controllare i suoi rivali, Che a parer suo si sono rivelati tutti un bel branco di netti. per dedicarsi poi a un giochino tipicamente maschile che può essere sintetizzato così. Ma se oggi dovessi trovarmi in un'isola deserta con una delle donne qui presenti, quale potrebbe essere? Tradotto, con quale di queste mi piacerebbe? E penserete, tutte! Forse, ma dovendo sceglierne solo una, ha iniziato una rapida analisi, una rapida selezione seguendo i tipici parametri maschili. Che sapete sono sempre profondi e poetici. Cesso, Scatolone, gremlins, barbatrucco. mamma mia! Oh, ma ti sa che è una botta? Ma date con legno! Sì, 60 anni fa. E con questa? Sì. Svinciti mattina dopo. Ti fa un colpo. Poi finalmente lei, eccola, Bella, curata, misteriosa. intenta a leggere un libro. E da che l'ha vista non ha smesso un attimo di lanciarle furtive occhiate con quello che a lui sembra il suo sguardo più sexy. E quando finalmente lei, alzando lo sguardo dal libro, gli ha sorriso e i loro sguardi si sono incrociati, Si è visto con lei sulle onde del mare, travolto dalla più cocente passione. ti amo! Sì, anch'io ti amo, John. Veramente Carlo? Ah no, scusami Carlo, sarà meraviglioso vivere una vita insieme. Sì. E come saranno i nostri figli? E che ne so, proviamo a farli intanto. Assomiglieranno di più a me o a te? Beh, l'importante è che non assomiglino al postino. E come sarà? Come sarà sposarsi? Boh. Ah, e le bomboniere? Ma che ne so, ma un uomo non pensa a queste cose. Ma non sei felice? No, è che mi sembra tutto così prematuro. Non ti riconosco più, non sei più quello di una volta. Ma una volta quando? Non facciamo mai niente insieme, siamo diventati due estranei. Oh, ora che mi bastava solo... Ah sì, scusa, sei l'uomo più maschio che ho mai avuto. Davvero? Sì, Amami! Ecco, questo è il pensiero dell'uomo nell'attimo in cui gli sguardi si sono incrociati. E quello della donna invece? Da che si è seduta, senza nemmeno alzare lo sguardo dal libro, con una semplice occhiata lei ha già scannerizzato tutti i presenti dalla testa ai piedi. Ha fatto la sua personale analisi e le sue statistiche. Non c'è nessuno di interessante. E così se ne sarebbe rimasta, se sentendosi osservata non avesse alzato un attimo lo sguardo. E avesse visto un tipo lanciarle occhiate e contorcersi tra spasmi, che non solo non la smetteva, ma sembrava ringaluzzirsi sempre di più. Allora rivolgergli un patetico sorriso e dirgli: che ridicolo, sei proprio uno sfigato. E così sarebbe rimasta se sentendosi osservata non avesse alzato per un attimo lo sguardo. Sì, e avesse visto un tipo, ecco, lanciarle occhiate e contorcersi tra tremendi spasmi, che non solo non la smetteva, ma sembrava anche ringaluzzirsi. Speriamo che passa un'ambulanza, adesso lo porta via, e dire, guardando, che è Celentano questo qua.